Buongiorno Giampiero Mancarelli, presidente di Chima Ambiente Amu, che abbiamo in diretta questa mattina con noi. Ben trovato. Buongiorno, salve, buongiorno a voi. Dunque Mancarelli, che cosa è successo ieri? A un certo punto è apparso questo messaggio sui vostri social in cui annunciavate un momentaneo stop alla raccolta, poi però la situazione è rientrata, tutto è accaduto in poche ore. Ci può spiegare? Sì, domenica pomeriggio abbiamo ricevuto dal gestore dell'impianto di conferimento dei rifiuti, CISA per la precisione, la comunicazione di una chiusura momentanea dell'impianto a causa di un danneggiamento di un nastro che quindi avrebbe impedito di lì, senza avere indicazioni temporali, la possibilità di conferimento all'impianto. Successivamente, nella giornata di ieri pomeriggio, abbiamo avuto la comunicazione del riavvio, tant'è che oggi sono in atto tutte le attività normali, naturali di Chima Ambiente. Qualche piccolo disagio lo abbiamo avuto ieri, quindi ci sentivamo in dovere di dover comunicare questa eventuale difficoltà che si poteva creare, perché non avevamo avuto dal gestore alcuna indicazione sulla tempistica. Oggi posso rassicurare tutte le squadre, anche le squadre integrative, sono al lavoro per rimettere in sesto la situazione nel decoro e la pulizia della città. A proposito di questo, Mancarelli, è un'estate un po' difficile, purtroppo parliamo spesso di rifiuti perché intorno a noi li vediamo. Sicuramente da una parte ci sono i comportamenti e le modalità sbagliate, orari di conferimento che non vengono rispettati, luoghi dove buttare che vengono scelti a caso e non nel giusto conferimento nei giusti cassoni, però dall'altra parte ci accorgiamo che la città non vive un momento felice. Come state risolvendo? Ma noi abbiamo avuto, come tutti sanno, un periodo di difficoltà finanziarie, sì. E quindi il primo problema era quello di risolvere questi aspetti per salvaguardare l'azienda. Il periodo più buio è stato passato. Certo, il problema dei rifiuti parte dal presupposto che non basteranno 5, 10, 100, 1000 operatori ecologici in più se non c'è l'amore e il rispetto da parte dei cittadini nei confronti della propria città, e questo dobbiamo dire da una parte piccola dei cittadini. Abbiamo feedback negativi purtroppo, perché noi abbiamo riscontrato anche, devo dirlo con rammarico, in Città Vecchia noi effettuiamo attività integrative di raccolta porta a porta per le attività commerciali di Città Vecchia. In realtà ritroviamo sempre tantissimi cartoni presso le isole ecologiche, quando in realtà presso i cassonetti, quando in realtà noi abbiamo il porta a porta, quindi non dovrebbero sforzarsi nel portarlo lì e quindi riempire indebitamente questi cassonetti. Questo avviene perché c'è la necessità di maggiore sensibilizzazione, ma anche di un'attività repressiva che insieme alla Polizia Municipale, Sindicazione e Amministrazione stiamo ponendo in essere. Ecco, la raccolta differenziata non è un pranzo di gala, certo. È un processo complicato, difficile, e dobbiamo avere il tempo e la pazienza di perseverare su questi aspetti. Ecco. A proposito di questo, l'idea del porta a porta, rendendoci conto che la città è grande, non si tratta di un paesino, state pensando di estenderla anche ad altri quartieri oltre San Vito, Lama, Talsano e Città Vecchia? Ma guardi, io penso che il primo aspetto deve essere quello della uniformità in tutti i quartieri. Ecco, io ho ereditato questa indicazione di una diversa modalità di raccolta differenziata. Noi stiamo terminando in questa settimana le nuove linee guida del contratto di servizio che si modificherà e che prevederà esclusivamente il porta a porta. È complicato e difficile, è inutile nascondercelo. Bisogna implementare le isole ecologiche, i CCR, i centri comunali di raccolta, perché quando si inizia la raccolta differenziata è ovvio che rimangono molti rifiuti e non si sa dove portarli. Alcune volte noi li vediamo come sedie ingombranti che vengono lasciati indebitamente vicino ai cassonetti, in realtà vanno portati presso le isole ecologiche utilizzando il numero verde. Ecco, noi stiamo facendo questa rivoluzione perché intendiamo raggiungere entro l'inizio del prossimo anno una raccolta differenziata importante nel numero della percentuale. Bene, ultimissima domanda sulla pulizia notturna, che tempi ci sono rispetto al ripristino?
Ecco, come dicevo, il nuovo contratto di servizio prevede questo servizio, noi lo consegneremo alla direzione ambiente e al Consiglio Comunale in questa settimana, per cui i tempi tecnici che prevederanno l'approvazione di questo nuovo contratto di servizio, e poi si riavvierà questo servizio, chiedendo ai cittadini sempre, insomma, quelle che sono i loro diritti, sì, ma anche i loro doveri di spostare le auto senza la necessità di avere insomma, diciamo, sempre il compendio dei vigili della polizia municipale, che ha un costo importante anche per l'amministrazione. Ecco, dobbiamo collaborare di più, siamo sulla strada giusta, perché mi permetta questa battuta, molto spesso noi guardiamo avanti e non ci guardiamo indietro. Taranto sta facendo tanti passi in avanti, è ovvio che le criticità ci sono e continueranno ad esserci, ma noi lavoriamo per eliminarle anche grazie a queste opportunità che ci date. Allora, in bocca al lupo al presidente di Chima Ambiente Giampiero Mancarelli, in bocca al lupo a ciascuno di noi, perché come diceva lei giustamente è un viaggio e una partita che ci dobbiamo giocare tutti insieme. Buona giornata e buon lavoro. Salve, grazie, salve altrettanto.